Bentornati in piazza. Allora, gli amici di Su Canale hanno preparato per voi una puntata ricca di ospiti, non solo ospiti che cantano, ma anche ospiti che divertono, perché la festa deve avere veramente tutti i colori e tutti i sapori. Lui ha scelto Olbia come città d'adozione, anche se ogni piazza della nostra isola ha fatto tesoro della sua comicità, del suo modo di intrattenere. È un artista che è una garanzia: dove arriva lui la festa è assicurata. Figuratevi che quest'anno, nel 2008, arriva anche con un nuovo lavoro, 3008 è il titolo, tutto da ascoltare al suo interno. E qui con noi Giuseppe Masia. Buonasera. Buonasera a tutti. Quindi presentiamo il primo brano che si intitola Pastoricando. Sardegna, terra bella e prosperosa, scorrazza qui la pecora gioiosa, baldi giovanotti, tutti col velluto scuro, dal fisico potente e dallo sguardo molto duro, ricordano i cowboys dell'Arizona, e cantan biramboi e trullala. Pastoricando, oh, pastoricando, oh, pastoricando, oh, pastoricando sui monti di Alà. Sardegna pittoresca in mezzo al mare, Sardegna sempre calda ed ospitale. Ragazzi innamorati il giorno di San Valentino, ma se gli girano tirano fuori il coltellino, ti guardano con quell'aria da playboy, cantando trullala e biramboi. Pastoricando, wow, pastoricando, wow. Pastoricando, wow, pastoricando sui monti di Alà. Pastoricando, wow, pastoricando, wow, pastoricando, wow, pastoricando sui monti di Alà. Pastoricando, wow, pastoricando, wow, pastoricando, wow, pastoricando sui monti di Alà. Pastoricando, wow, pastoricando, wow. Pastoricando, wow, pastoricando sui monti di Alà. Pastoricando. Grazie. Giuseppe Masia, Pastoricando, questo è uno dei brani contenuti in questo lavoro. Perché adesso sta andando a ruba letteralmente, perché è uscito già un po' da qualche tempo questo disco. Insomma, io sono stato il 1° maggio, pensa, a Sant'Efisio, e lì tutte le bancarelle suonavano questa musica, la tua voce. È il 1° maggio che ti ho fatto questo qua. È il 1° maggio che mi hai fatto. L'ho regalato prima. Allora, Sì. perché sta comprando questo disco la gente? Che cosa ci ha trovato Perché dentro? all'interno ci sono 15 tracce, ce n'è di cozze e di crude. Guarda, per esempio, Toda gioia, tutta bellezza, l'ho trasformata. Porca troia, quanta mondezza. Ok, C'è la spazzatura. avanti.
Poi c'è Piccione Maledetto che alcuni ornitologi conoscono. Poi ho messo anche la famiglia Addis, che sarebbe la famiglia Adams in Sardegna. Ecco. Ah, Sì. ecco. Poi ho pensato che del maiale non si deve buttare niente, infatti poi la farò e ho fatto Domomea detta azienda, Porcumeu si intitola questa canzone. E c'è tutta una costruzione. Poi qui. c'è anche la parlata tipica dell'Olbiese, bella socio, com'è? Anche quello. Poi ho voluto scrivere, perché era il mio sogno, Nina Nanna, nonna Nina, che è una canzone appunto che ha già spiegato Giuliano Durante la pubblicità. durante la pubblicità, in poche parole è il riconoscimento da parte del bambino che canta la Nina Nanna a far addormentare la nonna che le cantava quando era piccolino. Tra l'altro quella è meravigliosa, l'ascoltiamo subito. Se vuoi raccontarlo tutto, se vuoi facciamo una puntata no. a parte. Questo è il lato A, poi c'è il lato B. Allora facciamo così, siccome ho visto che tu parlavi, ma per non interrompere quello che dicevi, Certo. tentavano applausi, facciamone uno e bene, Grazie. perché Giuseppe è di una simpatia irresistibile. Come stanno i gemellini? Stanno bene, grazie a Dio, siamo contentissimi. Ricordami i nomi? Chiamarli Erika e Omar era un casino per la madre, ho preferito appunto Riccardo e Rachele. Meno male, meno male. Forse è meglio che io spenga subito la possibilità di Giuseppe di poter dire ancora, mentre invece in questa tenera ninna nanna, la nonna Nina, ecco, viene fuori anche il suo sentimento. Ecco, lui è Matteo. Che è l'interprete di questa canzone. Con tutto il coro, pensate, sono venuti da Sassari e facciamo loro un bellissimo applauso, un saluto. Il coro Sant'Agostino Padre Marco Fabbri. Marina, vieni qua vicino a me, un applauso a Marina Mura, la direttrice di questa compagine che è molto più ampia, perché include anche i grandi, ma questa sera ascoltiamo la tenerezza delle loro voci, scritta da Giuseppe Masia, questa bella ninna nanna. Quando ero piccolino, per fare un sonnellino